lavoro che si sta facendo contro la contraffazione e l'abusivismo in genere è un lavoro importante che è partito un po' di tempo fa, non solo dall'anno scorso, in particolar modo voluto dall'amico Zecchin, e poi si è esteso anche alle località balneari con l'ingresso quest'anno, l'ingresso molto gradito di Calne. Quindi abbiamo un litorale che coinvolge un numero infinito di turisti. Giulio diceva qualche numero, io do qualche numero velocissimo. La contraffazione più o meno sviluppa, si dice con delle stime, perché sono stime circa 200 miliardi di euro nel mondo, di cui 7 miliardi vengono fatti in Italia e il 10% di questi 7 miliardi in Veneto. Il mondo della contraffazione più o meno occupa circa 100.000 persone, quindi vuol dire che sono 100.000 persone che vengono sottratte al lavoro legale. 100.000 vogliamo chiamarli lavoratori, vogliamo chiamarli in qualche altro modo, quindi dati di rilievo non da poco. Camera di Commercio di Venezia, che da pochi giorni si chiama Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare, sta facendo anche lei un lavoro importante per quanto riguarda tutta la contraffazione, tant'è vero che ha ritirato solo nel 2014 41.000 pezzi contraffatti. Ma contraffatti significa non certificati, significa non conformi alle norme di legge, non solo all'etichettatura, alle forme di etichettatura, ma in particolar modo nocivi per la salute, perché molti dei prodotti contraffatti purtroppo sono dannosi alla salute delle persone. Teniamo presente che anche le operazioni di riciclaggio, dice Camera di Commercio, nel Veneto sono quadruplicate negli ultimi 4 anni e il Veneto è la quinta regione dove ci sono operazioni finanziarie sospette, quindi ovviamente dove c'è economia c'è il bello della medaglia, ma c'è purtroppo anche la parte oscura della medaglia ed è su quella che noi ci stiamo concentrando. Quindi abbiamo la parte buona che è il nostro Made in Italy e diciamo così la parte cattiva su cui stiamo parlando oggi, che è contraffazione e abusivismo, e che già questo che noi dobbiamo occuparcene, già questo vuol dire investire tempo, investire denaro, che potremmo invece investire in una promozione quella più qualificata. I danni economici, vi ho detto, da questi brevi dati che vi ho detto, sono ingenti e il fenomeno è in crescita. Le stime dicono che a livello mondiale ci sarà una crescita non a 2 cifre, ma 7-8% all'anno del mercato della contraffazione. Io sono anche convinto che poi il danno indiretto sia molto maggiore, perché il danno indiretto significa disturbare i turisti, significa vendere ai cittadini tutti prodotti che non hanno qualità, che non sono prodotti in maniera artigianale, che non sono prodotti in maniera sicura, e quindi questo danneggia tutto il mondo imprenditoriale e anche in maniera specifica anche il mondo del turismo, perché i turisti vengono disturbati, ma soprattutto secondo me l'azione di contrasto che sta facendo la forza di polizia in questi ultimi anni importante, però non è sufficiente, perché il fenomeno della contraffazione purtroppo è un fenomeno culturale e un fenomeno sociale. Io ritengo che molti cittadini acquistino prodotti illegali con troppa leggerezza, con il sorriso, cioè credendo di aiutare qualcuno. In realtà danneggiano se stessi, danneggiano l'imprenditore, e quindi è su questo che noi dovremmo intervenire, oltre che con il metodo del contrasto all'illegalità. E dovremmo intervenire come? Questo è un modo, informando la popolazione, informando il turista, informando i cittadini di cosa significa acquistare prodotti illegali, e anche poi passando quella che è una vera e propria formazione. La formazione si fa informando tutti i giorni, si fa entrando nelle scuole, quindi ci vuole un percorso molto più completo e con molti più aspetti e che ha molte sfaccettature. Ricordiamoci poi che quando uno acquista un prodotto illegale, un prodotto il più delle volte di pessima qualità, molte volte per trasposizione ritiene che tutti i prodotti fatti in Italia abbiano la stessa qualità, invece non è così. Noi abbiamo prodotti di altissima qualità che dobbiamo difendere e combattere, ripeto, con l'informazione, quindi quello che stiamo facendo oggi non deve fermarsi qua, ma deve continuare tutti i giorni, giorno per giorno, con il vicino di un carrellone, con il vicino di casa, con le scuole, ripeto, per informare e per far sapere quello che stiamo facendo.
Ogni giorno leggiamo sui giornali locali notizie di azioni da parte delle polizie locali, in particolare nella località balneare, nei confronti dei venditori, tatuatori, massaggiatori abusivi. Un fenomeno, quello dell'esercizio di attività illegali nelle nostre spiagge, che si sta espandendo sempre di più a danno delle attività che rispettano le regole civili e fiscali. Sicuramente nel periodo estivo si parla molto di questo problema per il suo forte impatto sul turismo, ma non bisogna dimenticarsi che tale fenomeno è ben presente anche nell'entroterra per tutto il periodo dell'anno. Infatti notiamo nei nostri paesi, anche forse a causa della crisi che stiamo vivendo, ci sono sempre più persone che lavorano senza partita IVA, senza iscrizione alla Camera di Commercio e senza le necessarie autorizzazioni, risultando così completamente sconosciuti al fisco. Oltre a un danno allo Stato c'è anche un danno che possiamo definire sociale e occupazionale, perché se da un lato andiamo a togliere risorse alle imprese, andiamo a togliere risorse a chi garantisce posti di lavoro, e quindi andiamo direttamente a colpire non soltanto le imprese ma anche i lavoratori di quelle imprese. Dall'altro lato ci sono 100.000 persone che vengono incamerate da questo racket del lavoro a nero e che solitamente, chiaramente, pescano dalla parte più debole della nostra società e che spesso e volentieri pescano appunto dagli immigrati, da immigrati regolari, i quali diventano manovalanza per un sistema ben organizzato e malavitoso che organizza l'intera filiera dalla produzione alla distribuzione alla commercializzazione del prodotto contraffatto e che chiaramente non dà alcuna tutela a queste persone, non dà alcuna dignità a queste persone e non ha alcuna prospettiva né di lavoro né di vita a queste persone. E questo è un fenomeno che assolutamente da parte nostra va sottolineato e non può passare osservato. E c'è, a mio parere, poi un altro danno, per certi versi ancora più subdolo, nel senso che il pericolo è che passi il concetto che chi lavora nell'illegalità è il furbo di turno, perché non rischia nulla, perché spesso e volentieri è impunito, e dall'altra parte della medaglia le imprese oneste, le imprese che operano nel rispetto delle regole, si trovano invece spesso indifese. Non possiamo fare altro che contrastare e, come abbiamo detto, informare il nostro turista, che in effetti nell'immaginario va in spiaggia e pensa che sia un luogo dove è permesso tutto. Vedo anche i miei clienti, se siamo informati sui rischi che ci sono, questa iniziativa va proprio in questo senso, secondo me, va cavalcata in pieno. Sono molto contento che Caure anche abbia, quest'anno sia anche lei parte del progetto. Vedo anch'io con la mia clientela, non è facile, però dobbiamo fargli capire che chi ti fa il massaggio non è un massaggino, chi ti fa il massaggio non ha assolutamente le condizioni igieniche per farti un massaggio, chi ti vende la borsa o la merce contraffatta non potrebbe farlo. Bisogna informare nel modo più completo possibile i nostri clienti. Immediatamente operativa, perché da oltre 3 anni coordino tutti i sindaci della Costa Veneta sulle grandi questioni che stanno a cuore. Questa è una delle grandi questioni che stanno a cuore. Mettiamoci insieme come privati, come sezione di categoria e lanciamo un modello veneto che cominci a essere divulgato in Italia e nel mondo. Questa è la prima proposta che vi farei e siamo già pronti. Se voi siete d'accordo, dal prossimo anno o da ottobre cominciamo già questa azione molto forte. Così avremo magari anche qui presenti con noi la regione, le prefetture che ogni anno ci convocano ai tavoli di coordinamento per l'ordine e la sicurezza pubblica e poi puntualmente le forze dell'ordine non arrivano in aiuto, giusto? Perché bisogna anche dire cose, non è certo colpa loro, una volta per l'Expo, una volta per i mondiali, una volta per le cose, una volta perché non ci sono gli uomini, alla fine noi riusciamo sempre a fare con quello che abbiamo e per fortuna. E qui mi aggancio anch'io a un ringraziamento, anzi faccio anch'io un ringraziamento pubblico alle forze dell'ordine sul territorio, in particolare alla polizia locale, ma anche ai carabinieri, alla finanza, polizia di Stato eccetera, che le prime in maniera sistematica, le altre una sorta di interforze danno una mano effettivamente per cercare di debellare non solo in spiaggia, perché è l'ultima fase del proporre la merce legale, ma anche prima alla discesa delle corriere, quando
la merce in macchina o addirittura viene, come ho visto purtroppo fare in un giornale di oggi, tenuta in custodia da operatori addirittura sanitari che sono veramente fuori da ogni logica. Se anche questi cominciano a recuperare la merce lì per sottrarne il sequestro, allora siamo a posto. Forse non hanno capito di che battaglia stiamo parlando. Allora, di che battaglia stiamo parlando? Stiamo parlando tra San Michele e Caore 10 milioni di presenze turistiche. Parliamo forse più della Puglia e della Sicilia, sono i nostri due comuni. Con quale frequenza vengono disturbati i nostri turisti? 3-4 minuti. Ogni 3-4 minuti c'è qualcuno che ti propone qualcosa. Qual è l'evoluzione negativa del fenomeno? Che sono sempre più insistenti, e cominciano ad avere tra di loro una litigiosità. Se voi venite in spiaggia e vi mettete in piazzale Zenito davanti a Caore e della Madonnina, ci sono anche divisi le zone. Provate a notare, se vi mettete a vedere chi passa, ci sono i tatuaggi che fanno un certo punto, le treccine un po' più avanti, i venditori di aquilone lungo la pattigia, e dietro ci sono quelli che vendono roba. Difficile che tra l'altro si scambiano, quindi vuol dire che c'è anche organizzata questa illegalità, e questo fa pensare che a monte di tutto ci sia una struttura organizzata criminale che organizza il tutto. Tanto è vero che una volta fatti i sequestri, dopo 2 ore questi qua hanno di nuovo la merce in mano. Andiamo a vedere il valore del sequestro: nullo. Il valore del verbale, o meglio il valore del sequestro, tutto sommato ancora un valore ce l'ha perché almeno la merce viene sottratta. Il valore di quel verbale, nullo. Nullo. Perché il verbale è effetto solo se tu non lo paghi, vai a fare poi il sequestro a casa tua di qualcosa, no, che garantisce il debito che viene fuori dello Stato. Siccome non hanno niente, quei verbali sono carta straccia, ore perse per niente. Allora io ho fatto una proposta a livello di sindaci della Costa Veneto di dire: quando questo signore identificato, perché poi possono cambiare nome, ma quando ha l'impronta digitale qualcosa è identificato, prende 2-3 verbali per questo, gli si toglie il permesso di soggiorno, lo si fa diventare clandestino in Italia. È vero, oggi il 99% degli extracomunitari che effettuano il commercio ambulante abusivo nelle nostre spiagge, ma non solo, sono regolari, quantomeno sono in possesso di un permesso di soggiorno. Diciamo regolari perché possono stare in Italia, poi magari quel permesso ce l'hanno chi per fare il badante del proprio cugino o per lavorare sui campi o come dipendente, però hanno un permesso di soggiorno che gli consente comunque di stare in Italia. Legare queste violazioni a quel permesso significa colpirli in un punto molto dolente. E dopo la cultura è una cultura che deve essere diffusa, perché sì, noi ci siamo dotati di strumenti che ci consentono borderline, effettivamente, e siamo fortunati se oggi nessuno ci impugna perché viaggiamo veramente sul filo del rasoio. I sequestri che facciamo, prima ancora che questi vadano a vendere, sono sequestri fatti sulla scorta di questi regolamenti di cui ci siamo dotati, magari un po' diversi da comune all'altro, però con lo stesso fine, con lo stesso mezzo. Altri regolamenti che sono serviti sono quelli per esempio sul sovraffollamento abitativo. Queste persone alloggiano e io posso assicurare che gli appartamenti dove alloggiano non sono di extracomunitari. Le modalità con cui alloggiano spesso sono, fra virgolette, da terzo mondo, ma sono cittadini italiani quelli che li ospitano. E noi li colpiamo, non è che non li colpiamo, dove c'è la possibilità di intervenire sul mancato regolamento, sulla mancata dichiarazione di ospitalità, con tutti quegli strumenti di cui disponiamo li colpiamo. Però forse anche qua bisognerebbe che a livello culturale la cosa maturasse, nel senso di dire sì, è inutile che ci diciamo che non vogliamo gli illegali, però poi quando c'è da educare sugli illegali ci mettiamo anche noi a fare il nostro. Quindi è una cosa importante. Qua parliamo appunto di